Assessore Manzatto, la mafia in Veneto esiste. Come mai queste affermazioni? Perché gli ultimi avvenimenti indicano questo, ma anche negli ultimi 10 anni credo che una regione che produce ricchezza sia sempre nell'occhio del ciclone rispetto alla voglia di intervenire della mafia, della Cosa Nostra, dell''ndrangheta, di tutte quelle mafie che vogliono mettere le mani dove c'è produzione. Però da questo punto di vista, con questo tipo di iniziativa, Affari Puliti si può dare un segnale a livello veneto che bisogna sempre stare molto attenti. Cosa può fare la regione o comunque gli enti pubblici per contrastare questo fenomeno? Può solo sensibilizzare perché poi questo fenomeno viene contrastato molto bene dalle forze dell'ordine, dalla magistratura e questo secondo me è un dato molto positivo. L'importante è che si vada fino in fondo perché lo sradicamento di questo cancro significa anche dare libertà ai cittadini, serenità e anche una legalità diffusa.